Arlecchino allo specchio, opera di Pablo Picasso. Arlecchino allo specchio è un celebre e importante quadro di Pablo Picasso. Si tratta di un olio su tela che misura 100 x 81 cm. Fu realizzato nel 1923 e attualmente è esposto al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid. Inizialmente si pensò che questo quadro facesse parte di una serie di lavori che Picasso realizzò nel 1923, in cui lavorò su diversi arlecchini seduti, che avevano come soggetto il pittore spagnolo Jacinto Salvador. In realtà si tratta solo in parte di arlecchino, solo il cappello richiama la famosa maschera veneziana. Infatti ci sono altri due personaggi implicitamente riportati nel quadro. Il vestito ricorda i trappezzisti del circo classico, mentre il volto è un chiaro riferimento a Pierrot, altra maschera molto amata da Picasso. Lo specchio è uno dei simboli che svelano meglio questo connubio, ricordando non tanto l'arte di Arlecchino, ma quella appunto di Pierrot. Inizialmente il volto di Arlecchino avrebbe dovuto essere quello di Picasso, il quale in altri lavori si era ritratto con il costume della maschera veneziana, che lui riteneva per certi aspetti vicino al suo carattere. Poi in seguito ridipinse il volto cambiandolo in quello di Pierrot. Durante il periodo fra le due guerre mondiali ci furono molti artisti che utilizzarono canoni e modelli classici come ispirazione per le loro opere. Emerse uno sguardo nuovo e disincantato verso i valori del mondo occidentale che avevano fino a quel momento ispirato i movimenti artistici europei. Nacque una visione della realtà antiromantica e un rifiuto radicale verso il formalismo delle avanguardie. Nacque anche, a causa della situazione economica, politica e sociale, uno spirito critico e radicale verso tutto ciò che non fosse un'analisi obiettiva della realtà, la quale si doveva appoggiare alla pittura classica e alla sua immortalità estetica, con una reinterpretazione critica basata sui canoni moderni. Dopo la Prima Guerra Mondiale, a molti artisti sembrò una necessità imprescindibile rappresentare valori eterni che contrastassero il caos e l'anarchia che la guerra aveva portato in Europa. Anche Pablo Picasso fu affascinato da questa ricerca e nel 1917 intraprese insieme a Jean Cocteau un viaggio in Italia, grazie al quale avrebbe riscoperto il Rinascimento, l'arte antica e artisti come Raffaello e Michelangelo. A differenza di molti altri artisti, però, l'interpretazione di Picasso non fu pedissequa, ma utilizzò i canoni estetici classici, reinterpretandoli alla luce delle nuove istanze che la modernità proponeva con forza in quegli stessi anni. Inoltre, il cubismo da lui inventato era il mezzo attraverso il quale esprimere e rimodellare le sue passioni, come ad esempio l'arte negra. La stessa cosa accadde con il classicismo. Picasso sviluppò, grazie alla tecnica del cubismo, diversi punti di vista attraverso i quali presentare un nuovo soggetto. Il quadro Arlecchino allo specchio è una delle opere più rappresentative di questo periodo, tanto che alcuni critici l'hanno definita un'immagine perfettamente aderente allo stile della pittura pompeiana. Arlecchino allo specchio è un quadro importante nell'opera di Pablo Picasso perché rappresenta un periodo della vita dell'artista e del pittore, perché la sua realizzazione tocca un verticismo assai elevato, sia nell'uso della prospettiva che nella realizzazione del ritratto, e soprattutto perché, insieme al quadro, il flauto di Pan è diventato il quadro più importante della ricerca classicista
del pittore di Malaga. È anche il suo ultimo passaggio, quella ricerca dell'arte antica che lo aveva coinvolto per diversi anni. Alla fine del 1923, infatti, Pablo Picasso iniziò una nuova stagione pittorica, concentrandosi sulle nature morte e inaugurando così il cubismo curvilineo. Fonte: culturabiografiaonline.it, e per ulteriori approfondimenti e curiosità su questo straordinario e indimenticabile artista, Pablo Picasso, visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.